Solo il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di salvare la vita di una donna che era rimasta intrappolata nel suo appartamento devastato da un furioso incendio. Il salvataggio, portato a termine grazie a una notevole dose di coraggio e a una provvidenziale scala da cantiere, è andato in scena poco prima delle 4 di notte in via Coronin a Monselice, dove era divampato un rogo all'interno di una palazzina di 3 piani. Le fiamme si sono sprigionate per cause ancora in via di definizione nell'appartamento al primo piano, dove vive da sola una donna di 69 anni. Uno dei vicini, che ha sentito uno scoppio ed è stato buttato giù dal letto, ha subito allertato il 112 e sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Monselice, che stava effettuando un servizio di ronda in zona. I militari hanno visto la donna affacciata alla finestra di casa e hanno capito che la situazione sarebbe precipitata in tempi brevissimi. Quindi hanno raccolto una scala a pioli dal cortile di una villetta vicina e si sono arrampicati fino al terrazzino dell'appartamento in fiamme. L'anziana è stata quindi liberata e portata in salvo a spalle dei carabinieri. La donna ha inalato i fumi dell'incendio ed è rimasta intossicata. Ha anche ustioni sul corpo ed è stata portata al centro grandi ustionati di Verona. L'unico altro residente della palazzina è uscito di casa incolume. Le operazioni di spegnimento del rogo sono andate avanti tutta la mattina. Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Este, che hanno domato il rogo e rimesso in sicurezza l'area. L'edificio è stato dichiarato inagibile e sono in corso le verifiche di rito.